Sabato 9 novembre, dedicazione della Basilica Lateranense. È il 313° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 52 al termine. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 16:48. La luna si leva alle 15:53 e tramonta alle 3:21. Emanato un decreto con il quale gli ambasciatori veneziani devono, oltre che giurare di operare e trattare soltanto per l'onore ed il vantaggio di Venezia, consegnare al ritorno qualsiasi regalo avessero ricevuto durante la loro missione. Le previsioni per domani. Iniziali foschie, nubi basse, locali nebbie in pianura e qualche fondovalle, in successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio sui rilievi. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da sud, con possibili deboli precipitazioni associate in pianura. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Il Museo Civico di Montebelluna è il museo di storia naturale ed archeologia con sede a Villa Biagi. Nato nel 1984, sia grazie al gruppo speleologico della zona, Gruppo Naturalistico Bellona, sia grazie all'amministrazione comunale. L'intera barchessa in cui il museo si struttura è stata destinata a sede espositiva, mentre nelle sale della villa sono presenti il reparto operativo, la sala conferenze e il centro di documentazione, oltre che diverse aule e laboratori didattici pensati per le scuole di tutta Italia. Dalle origini, stimate attorno al XV secolo fino agli inizi del Novecento, nella villa si succedettero diverse famiglie e alla fine il comune stesso. Il museo è organizzato in due sezioni, una sezione naturalistica ed una sezione archeologica. Le collezioni naturalistiche presenti sono sia raccolte recenti che storiche, frutto di donazioni o di diretta acquisizione del museo, ma che hanno stretto riferimento con il territorio regionale ed italiano. In totale, i materiali naturalistici conservati sono circa 20.000. Le collezioni archeologiche, per la maggior parte di proprietà statale, ma depositate nel museo, sono reperti relativi a raccolte di superficie o scavi che negli anni hanno interessato la zona di Montebelluna e dintorni, collezioni di materiali che coprono con buona continuità il periodo che va dal Paleolitico all'epoca romana. L'obiettivo principale di questo importante museo è quello di promuovere il territorio in cui opera, studiando e facendo conoscere gli aspetti naturalistici, ambientali e storico-archeologici del disseminato comune di Montebelluna. Nell'intenzione di promuovere la cultura, il Museo Civico è collegato a molti altri poli culturali del territorio.